Cerea Madami, è un semplice saluto, ma come un benvenuto che senti dir qua sua tirin. Cerea Madami, Cerea Madami, Cerea Musu, Cerea a tutti e benvenuti a nostra casa, settimanale umoristico piemontese scritto e diretto da Mario Castagneri e Giorgio Lupica. È una produzione Musica Bip Torino. Sta sbana, vorremmo parlare di anziani, e se il problema esiste, altro che se esiste, all'incancro, alla rabastà, volutamente ignorata, e alle volte superficialmente affrontata, alle già abbastanza umiliante, al pensare che con la scure di anni diventa un problema, cioè un cruci, un paese per la società. Quando poi sto, chiamiamolo così, assillo, avendo evitato e ignorato, allora il fatto diventa vergognosamente indicativo per non che sarà il nostro domani. Vorremmo renze con una buona volta che se un cancro, un infarto o un'altra malattia o accidente non porteranno neanche tempo ad approdare all'ultimo porto, diventeremo vecchi anche noi. E allora perché come bestie continuiamo a non vorrei affrontare il problema dell'assistenza agli anziani? Ai siti delle scuole abbiamo fatto visitare i musei, le chiese, le pinacoteche, i monumenti. Faccio anche visitare i cosiddetti istituti di riposo per la vecchiaia. Sticit a vedrio e a renderio conto e come andranno a finire se l'avranno alle proprie il caso Dilo, la disgrazia d'anveie. La responsabilità e le colpe a spalleggio. Il comune, la provincia, la regione, i parenti, la Stato, tutti asdorio ad ussesse la responsabilità e diciamo così l'onere del problema di anziani, mentre invece nessuno se ne preoccupa. E mentre si discute sempre senza costrutto, come autentico popolo e zummie, l'anziano, poco per volta, evita e margina come una cosa inutile, a meglio. Si parla di prevenzione, di assistenza, ma per affrontare il problema di anziani alle necessarie pierodastomi, modificando le strutture ed operando attraverso una presa di coscienza delle famiglie, le comunità e le varie organizzazioni. Ma vorremmo rendere conto che stivei che l'uomo condanna a una lenta, tristissima solitudine, mentre che aspetto la morte, sono i nostri pari e le nostre mare, ma vergognomse e domse da fe. Sarebbe bello che finalmente a potersi mantenere in pare e in amare, e neanche come dice fino adesso giustamente, un vei proverbi, ampare in amare mantengo des fioi e des fioi a san nen, perché sono un buon a mantenere, ampare in amare. corriamo, su presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno zeppo il posto non troviamo, mai per noi Ferrari. Fatti e cose del Piemonte commentati da Musu Pautas e Madame Bonin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti. Ardlu la giucacur, asniam possibile, ma sa fa nen sui quacciance con me perché alla giornale nen completa. Cacura ne. Oh, cereamo si pautas, ma cosa cal'alfen tal pus anche? No, alle partiamo tre e sono ancora un atleta. Sì, un atleta. Ah, questi sport hanno violato sta belle sacche, quelle bravate lì. Ma che la sapeva giù? E giù dal dito anche, beh, parlo ma perché evidentirei alla cruza a 2 anni. Ecco, bravo, parluma più radaute. Candiamo si pautas. Alle passaie nervus contra le lungaggini di romanze ne già televisivo.
Oh sì, alle passame, perché se vivo non è abbastanza per vedere tutte le puntate, alla fine la guarda per me fiel e poi aveva con te una via Catania, già d'accordo, tutto organizzato. Esageruma come al solito, mo si pautasse. Ma cosa lei? Cosa lei quelli per catena a man? Lei da la letteratura? No, è una specie di vocabolario italian, come dire l'italian che si parlava una volta e l'italian che si parla adesso. Ma sarà neanche un, Madame Bonin, che adesso è venuta di moda parlare mes inglese, mes francese, mes tedeschi e così via? Ma è l'evoluzione naturale della lingua. Mi, per esempio, e i faso neanche piccas. E fa mal, cara Madame Bonin. Chi la dovrebbe fare caso? Per esempio, fino a 4 anni fa le insegne di Osto ero bottiglieria di Mongardino, oppure cantina di Morisengo d'Asti, premiata casa vinicola. Adesso snack bar, al Cambridge Bar, che poi magari le via le 3 galine. La gatta verde via le giacere, a salu come si chiama adesso, Anaconda Club. Ma diciamo e come stile siamo in marketing, i mercanding shop style e i grappini sono i drink. Ma su immagina chi là a un fondere delle ferriere che passa alla snack bar a pia il drink prima di bollire la cartoline? Ma è la modernità, diamine, ma è la solita cosa che chi è la per non capire. È il corso di tempo che cambia, bisogna essere al passo con i giù. Oh sì, giù, e specialmente le giù, hanno i flirt, hanno fatto i weekend con i boyfriend, hanno la speeder, altro che vocabolario va per capire, e poi, oltretutto, lo dico sempre mia nuda, fa attenzione con i tuoi flirt, che in Dio l'auto devono aumentare la famiglia. Catastrofico come sempre, ne? I giù, me carmo si pautasse, sang non fa, sta capire tranquillo. Oh, per me sono tranquillissimo. Però ne condivido le sue opinioni, ma vedi neanche adesso gli studenti di medicina a poter fare proprio meno da andare alle lezioni di anatomia. E perché potrei fare a meno? Ma perché basta che vado al cine, per anatomia e libertà che lì due che truela, a smia adesso alla fiera delle ciappe. Che modera i termini, ne, a Lusane, che mi certe cose han bagnen. E vedi anche chi la infonda la pensa per me, è una questione di buon gusto, cara madame. Ma basta scurre i titoli dei film, Mondo nudo, sesso matto, sensualità, peccato carnale, l'erotomane. Quando adesso i due andisca all'andata al cine, per me conte lo considero un maniaco sessuale. Però, anche un pense, a per non neghe che i progressi della modernità hanno isolati positivi, come per esempio gli elettrodomestici. Ave il buté al nostro tempo anche una volta la smana e amnesia al lavandè da seto d'ambertula ritirare nella biancheria sporca con le comodità dal di danche andò basta buté la roba sporca anti la lavatrice per andes la ritirare qualche ora dopo la vai si va. Insieme al progresso della tecnica è in un certo qual modo d'accordo con Chila, ma anche a sgiura sti argomenti e le mie brave riserve. Perché a dovrei gli elettrodomestici moderni bisogna perlomeno avere la laurea in ingegneria. Ah, su sia ma smia nauta delle sue spiritusaggini. Perché se con chi è la bisogneria essere ingegnere? Madonna Bonin, ma capiamo man qualsiasi catalogo illustrativo delle ditte d'elettrodomestici e se ne rende racconto. Piuma per esempio proprio le lavatrici automatiche, 200 programmi. Hai il prelavaggio, poi ti snacchi un bottone a fare il candeggio, poi basta una leva e tausi d'altri 2 bottoni a fare lavaggi, poi ti snacchi altri 6 bottoni e tirasi 2 cerniere lampo e la lavatrice ti stira la roba e accompagna al cine. Mia cara Madame Bonin, alla moppi da mettere il frigo capia la televisione svizzera, più la mette a tutto e lo dice a me. Si pautas come al solito scutantialbi e faccio sempre le orecchite. Arvedlune e a presto. Ben arvedla, Madame Bonin. Quando il professore aspetta a me. Eccoci ora nell'angolo della poesia con Mario Ferrero. L'età dal cœur di Mario Castagneri. Hanno sempre detto che l'unca conta più, antal monta è la spirita della persona. È la spirita che fa sentire svici, come se fosse sempre atleta buona. Cosa non fa se sono cascame i denti e se la testa alle piplate na man? È la spirita l'unca conta più.
e hai da speranza l'uomo antal domani. L'età alle proprie non quella che scrive un sima ai documenti d'identità, a basta comportese come giù e non pensare a lunga l'età. Sì, mi discuto non, sono d'accordo che a fare le scale ancusta un po' di fatica, a osservare i cavelli con chi pentengo, ant la testa le inastra, piena in una riga. Ma in fondo, è la spirito che conta. La panza, lo capisco, è nambrei. Lo sai che per non dire che stavo bene le borse che mi spunto su da ieri. Ma senza giù, in fondo, avevo di tutto, anche con la dentera e con l'artrite. Anche se noi ti tiro male al fiato per colpa di dolore e della bronchite. Sti pochi cruci avevo non di niente. Mi dico che il cuore andea mai, ma l'autardì però, una bella fietta, alla lasciamo il posto a un saltrambai. Juan che superga all'Alcapel. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Ciao Rensin! Oh, ma sei sempre arrabbiato. Ma cosa della sturna vista? A il farinel che t'ha paura, eh? E col vele, e tu andai dal dottore, da un po' di tempo a sta parte, e l'hai sempre mal la testa. E il dottore cosa la dite? Al dottore, alle un'altra lengata come te, alla dime che podrio anche se corno che spunto. Oh, ma guarda che maleducato! E poi il corno, quando che spunto, a fampa mal. No, per l'ulita sbaglie. Alla sicuriamo il dottore, alla dime che i corno sono come i denti, a far mal quando che ha spunto, ma poi aiuto a mangiare. Tira in sin e sei proprio un bravon, e la Madonna l'aiutate facente truena fumna come che l'ha. Se la Madonna vorrei aiutarmi, la via magnenda femminile alla testa, e poi vi dite che sono proprio stufi, ad avere sempre la coppia in gente. E tira in sin fiat provvedimento. Lei altro che piat provvedimento. Lei chiamai al sindaco al Baudicè, che mi prestasse al civic per dirigere il traffico alla mia entrata. Certo che tira in sin e fide proprio tutti. Ti Farinel, guarda che mi sono un po' fuori, come che ti crede. Ah no? E allora come ti spiega la faccenda Giacu? Vede che c'è una langa lunga. Giacu è una amica, è po' come io altri. Cosa che le vede da dire insieme a Giacu? Mi può dire andare in ferie e Giacu alla sua compagnia calmi a fumna lo hanno. E per 15 di vedi che amici. Guarda Rensin, ma va bene per te? Va bene per tutti, e saluto. Ciao malfidente, credo che mi sia fuori, ma mi, da Giacomo e mia fumna, e fazia telefonare tutti i giorni e per tenere sempre tutto a controllo, che vale, e fido ma che si perga quando che ha l'Alcapel. Il nostro Mario Castagneri non si lascia scappare i personaggi celebri di passaggio in Piemonte. Chi sarà questa settimana? Siamo venuti a trovare il maestro Luciano Fineschi in un noto locale di Torino dove con la sua orchestra
anzi possiamo definirlo una grande orchestra, si esibirà per una serata. E da lui chiediamo come mai, Luciano, la tua vita si è fatta da un po' di tempo a questa parte così errabonda, un giorno sei a Torino, l'altro giorno a Gioia Tauro. Ce lo spiega Luciano Fineschi. Sono i sordi. Cioè i sordi come i sordi? Quelli che non ci sentono? No, è la grana, quella che fruscia, quella che fa, che rumore, capito? Quello che serve. Ma tu mi dici sordi proprio così alla romana, e invece so che tu sei nato a Torino, sei torinese. Come mai parli così stranamente romano, stranamente per un torinese? Dunque, a parte il fatto che io sono nato a Torino e ho dei parenti torinesi piemontesi, poi non solo, ma ho anche un'orchestra che è di estrazione piemontese, però sono vissuto a Roma per tanti anni, ho dei figli romani, però capisco perfettamente tutto quello che voi dite qui in Piemonte, io il dialetto lo capisco e non riesco a parlarlo correntemente. Come autore tu hai una lunga esperienza, no? Hai composto un mucchio di cose che hanno avuto un mucchio di successo. Fra tutte queste, qual è quella che ti ha dato maggior soddisfazione? Ah, ecco, maggior soddisfazione è differente dalla canzone scritta commercialmente per un successo commerciale. Successo commerciale, come sai bene, è Donna Rosa di Sette Voci, una trasmissione televisiva che ho fatto per tanti anni. Però c'è una composizione alla quale tengo molto. Però la conosco io, mio cugino e qualcheduno dell'orchestra, così si chiama La Marcia del Sale, ed è una composizione che ho scritto per Gandhi, per tutta quella storia della Marcia del Sale che hanno fatto così in India, una cosa lunga, io ci tengo, però ecco che è bella, è simpatica. È proprio vero, devo constatarlo un'altra volta ancora amaramente, che Torino produce figli grandi e poi li manda a spasso per il mondo, quelli Luciano Fineschi a Roma, un altro da un'altra parte. Ma ritorniamo spesso e volentieri. Ultimamente ho letto sui giornali, perché purtroppo non ti posso seguire nelle tue peregrinazioni, non mi è possibile. Ho visto la pubblicità di molti locali piemontesi che hanno avuto il piacere di ospitarti. Ultimamente dove sei stato in Piemonte? Dunque, guarda, io ti spiego subito com'è la nostra situazione viaggiante. Ecco, ti faccio un esempio, no? Eravamo a Villafranca, Piemonte, al Purgatorio, e poi il giorno dopo eravamo a Padova, però subito dopo, 24 ore dopo, a Vercelli, alle Acacie. Il giorno dopo ancora abbiamo dovuto fare un piccolo spostamento e eravamo in Calabria, però dopo subito così prendi la macchina così e dove vieni? A Torino al Planetario e così via. Questa è la nostra vita, che oltretutto ci diverte con questa grande orchestra che ci fa molto piacere fare ascoltare a tutto il pubblico, a tutti questi intenditori di musica, a questi ballerini, a questi amanti della buona musica. E a tutti i piemontesi che ancora non ti conoscono a fondo, e io credo che siano pochissimi, ricordo che l'animatore, lo showman di trasmissioni televisive celebri come Sette Voci, come Sim Salabim, quello che abbiamo ascoltato in Indianapolis, in Settimana Corta, in Super Campionissimo, abbia dei ricordi proprio piemontesi. È una cosa veramente molto interessante quella che mi chiedi, perché io sono nato a Torino e ho vissuto a Torino 2 giorni, poi sono stato spostato a Grugliasco, dove sono stato preso da una balia, Mamma Maria, che ancora ricordo molto caramente. E ci sono 2 episodi, cioè mia madre, che era soubrette di operetta con Lombardo numero 1, dopo un paio d'anni che io vivevo con questa balia di Grugliasco, mi venne a trovare in occasione di una sua venuta in Piemonte con la compagnia e mi trovò sotto un tavolo a 2 anni che bevevo il brodo con dentro mezzo bicchiere di Berbera. È un vizio che ancora mi è rimasto comunque, però mi ha fatto forte, che mi ha trovato. Però lei si è spaventata in fondo, ha detto come questo ragazzino così delicato, 2 anni col Berbera, e mi ha portato via da Mamma Maria.
Io sono andato via e logicamente non potevo neanche rifiutare a quel punto, capisci? Mi ha portato via, mi ha portato con sé e ha cominciato a darmi i brodini, ha cominciato a darmi il pollino, tutti i mangiarini per i bambini. Broncopolmonite doppia, enterocolite. Se non mi riporta da Mamma Maria, io moro. Mamma Maria mi ha allevato per altri 2 anni col Barbera e col brodino suo, quello vero, capito? Il tempo del maestro Fineschi è un tempo prezioso e noi non vogliamo rubargliene oltre. Io adesso, Luciano, ti chiedo una cosa. Saluta in piemontese tutti i tuoi concittadini. Arvezze a tutti. Arrivederci a tutti e un bacione a tutti quanti. Ci è grato concludere la prima parte dello spettacolo a Nostra Ca con l'omaggio all'indimenticabile Carlo Artuffo. Signore e signori, è qui con noi Gipo Parassino nelle avventure di Tomà. Questa settimana l'asino zoppo. Certo che in termondi mo pidladere di imbrogliun. E sono tei galanton possono serare opo che ho dic binanger presi. Fidevi pignun, demi davanti a me, fidevi pignun. Se te ne mangi un bucin davanti, sono tei intorno de tiadosa, trovei da dire a tua roba per dedni pochi capelli. Se invece devi cate che cosa, me ne dan tei da fe per magnificare la sua roba, per pembrogliete in tre maniera più sporca, più schincia. Basta, no? La smanga passò, arriva da bisogno di catenoso per dovrelo un ti mettere fuori. E col chirovo mi era diventato troppo veggia, bastava a pier coste. Poi allora va a mercò, ma un batantinoso che sente quelli che avevo davanti, asmiava l'imperatore degli asini. Tire battaglia da qui e da là, mercanda su, arriva a finire drange senza sorpresi e vioiti. A sei, come che va a finire in sercontrot. A sbalusteria, a sbaiva un bicerut, a spagare a bestia e via. Basta, andiamo all'osto, arranca il portafogli e poi ne bevi un bicchiere. Per 2, per 3, insomma, là, io avrò de mulina da migiana da una brenda. Finì, a sertima da rosto, mi sta cormeoso che era via gruppo a nera della stalogi e mancamino verso. Quando sono arrivati là, apriti o cielo, a tenere me ghitin a mavismi a dirbi l'enciclopedia dagli insulti. Flandrion, giocaton, buonanan, desgrazio, a tan imbrugliati, a tan venditi naso sop. Mingir, a borde, e io nossi tanta supova per da bu. Coi loder, era viu fame il baratin, mentre io ero un trosto a baive, era viu cambiami roso. Me, a di la verità, a me era prosmiomi, che te lucei un po' da una gamba, anzi, a io va fino a dirlo. Ma smia un po' molans na gamba tad non. Sei voi che sei molans la gamba tad non all'andeme, e sumbitose te tiareie sti birbontas d'erboia. Avei il naso sopra, come non avei, cosa te li fai in naso sopra? Vandelo, non c'è pignin, portello al masatorio, non dan meno un cura, e poi, che colpa na luchial, poveroso, che colpa na luchial sare sopra, eh? Allora, a me non idea. Io usai la gamba sopra, e io incastrunoie su tarungia un mese arciapen, una vera pera. Neanche ciamelo apposta 10 minuti dopo le rivoie fripot, e il piferba, il pigomba del paese, col che ti cicciamo testa punciua. E no, scapisci che era già un furmò, altra cosa, era come un sappiemi bola. E ban, era ti catoro roso, bel, na, proprio bel. Però ma mia cataloga c'è un po' da una gamba, ne? E lì si ride, si ghignè, si fa der smorfie. Pe, alla girolo, da sgirolo, la vardolo da teterbonde. E la usai la gamba sopra e come sa parlai se ma con chial se bitose barbutè. Oh, ma burittinoso. Non sfido mica soppia. Era una pera che l'ora se non marcè. E sa stupid, era non cursisne. E ora penso, adesso mi caturoso e poi basta là.
mi voleva propinare, no, mi voleva propinare, ma fripot, all'insisti ton finché meglio di vivandi. Ma pagamlo, poi se ci fosse suoso e se andasse tranquillo come in battesta, in rione. Venga di me, mia cara testa punciua, ride bene che ride l'ultimo, e l'una vera.